La rassegna stampa. Cioè, ma proprio adesso devi fare la tisana, non ho capito. Sto per andare in onda e il regista Francesco dice devo fare la tisana. Cioè, neanche devo fare la pipì, devo fare la tisana. E per fare la pipì devo fare la tisana. Sì, l'ho capito, ma alla fine vi mettete d'accordo, nel senso fate in modo che la tisana sia quella che fa pipì, in modo che è un motivo in più per alzarsi e cioè, ma è chiaro, è un clan, i registi sono fatti così. Beh, ringrazia che non mangio solido, se no altro che pipì. Ecco, adesso deve fare anche la cacca. E poi c'è la cacca lunga. Si portano Topolino in bagno questi, capisci? Ah, va bene, buongiorno. Ma il bello, signori, il bello è esserci anche quest'oggi. Siate felici, siate contenti come lo siamo noi. Ma cos'è quell'affare? Me lo spieghi? Sono apparsi degli esseri, penso che fosse nell'uovo di Pasqua. Hanno aperto un uovo di Pasqua gigantesco, ne vedi di là le rimanenze, e hanno trovato queste cose gonfiabili, eccetera. Adesso si usano i gonfiabili nell'uovo di Pasqua. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, buona Pasqua, attenzione, la buona Pasqua mi viene portata direttamente, guarda, vi faccio vedere subito il Fatto Quotidiano, tanto per cominciare bene la settimana. Buona Pasqua da Bibi, titola il Fatto Quotidiano, e devo dire forse è la cosa più chiara e lampante. Domenica delle Palme, Israele sbarra il Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa. Protestano Papa, USA, governi UE, settimana santa in dubbio. Buona Pasqua da Bibi! Mi dite subito qual è stato il primo pensiero quando avete sentito questa notizia che non si è potuta fare la messa della Domenica delle Palme nei luoghi sacri? Qual è stato il vostro primo pensiero? Dai, ditemelo subito al volo, così con un WhatsApp al 3406709659, perché io ne ho avuti tanti di pensieri. La prima meditazione variniana è stata: ma chi cazzo pensano di essere questi? Cioè, per la scusa che sono ebrei, pensano di fare qualunque cosa. Questo, scusate, con rispetto, non mi tacciate anti-ebraismo, antisionismo, no. Però ti viene in mente un attimino sta meditazione o è venuta solo a me? 3406709659, così avete anche scoperto come funziona questa rassegna stampa, che non è una vera e propria rassegna stampa, è una chiacchierata tra amici o spesso anche tra nemici che Sammy Varin porta avanti con l'ausilio di un regista. Questa mattina c'è Francesco sbarbato, buongiorno, senza barba, adesso arrivano, sono già fuori, Pizza Barba c'è, guarda, aprili, ci sono 3 o 4 fan che vogliono un autografo, non sulla schiena, davanti. Ragazzi, già alle 7:30 vogliono l'autografo sui seni. Ti immagini ora di sera? Vedi essere giovani quando ti sbarbi da giovane, ragazzi. E non voglio pensare il pomeriggio, perché poi lui il pomeriggio va in giro, passeggia, eccetera. Sarà assediato, dai, ti correranno dietro con la moto. Fermo, cioè, chiaro, vogliono menare. Mi cercano perché sono ricco. Sei ricco con la O. Fammi vedere un attimo cosa funziona, se c'è qualche notizia della notte terribile, immaginabile. No, non è successo niente, per fortuna. Sì, c'è l'idea delle elezioni, ecco, Repubblica continua, l'idea di elezioni a ottobre, Questa è l'idea di Repubblica, gli piacerebbe, Sul rimpasto, tensione in Fratelli d'Italia, Salvini convoca il partito. Anche questo è un segnale, oggi si ritrovano di nuovo qui sopra di noi in Bellerio. Ne parliamo tra poco. Direi di sì. Intanto, vedi, ho chiamato... È una miseria, ho chiamato 2 o 3 WhatsApp, ne sono arrivati 23. Vediamo un attimo. Eccola qua la meditazione. Buongiorno Sammy, se fosse cascato un missile mentre c'era la messa, che avrebbero detto? Punto di domanda. Sì, bella risposta, non è male, anche se
quest'oggi anche i giornali di centrodestra sono un po' indecisi su questo fronte. Qualcuno dice questa cosa, qualcun altro dice che non era mai successo una cosa del genere, neanche con il Covid. Invece qualcuno dice no, con il Covid era successo che si interrompessero le funzioni religiose. Certo, c'era la situazione sicurezza e pare che questa cosa fosse stata interdetta anche per la festa del Ramadan, per la conclusione del Ramadan, pare, però lì non ha protestato nessuno, o se l'hanno protestato non c'è arrivata. Denuclearizzare Israele, scrive questa. Ciao Sammy, Luca da Mantova. La prima cosa che mi è venuta in mente su Pizzaballa che è un problema di sicurezza con i missili che volano e assembramenti di persone è molto pericoloso. Anche se Pizza era lì da solo comunque, non è che faceva sembrare, era in solitaria. Bene, scusate, interrompo le trasmissioni perché mi è arrivato un regalo da Piero. Faccelo vedere il regalo da Piero. 100 euro da Piero, da Navarra Sussegana, col fosco di Sussegana. Grazie Piero, veramente il tuo non è un uovo, è un ovone, è una cosa. Grazie a chi ci vuole bene. Io lo sto facendo in questi giorni, l'appello figlio d'Apollo, al posto dell'uovo di Pasqua 5 euro. Ho chiesto 5 euro, non 100. Piero, adesso non è che li rimuovo indietro, però grazie davvero, vi siamo debitori per tutta la vita. Grazie a chi va in posta questa mattina, prende uno di quei moduli bianchi, ci scrive conto corrente postale 3767 1294 3767 1294 e lo intesta a Radio Libertà Milano. Bastano 5 euro per farci la buona Pasqua. A differenza di Bibi, noi la Pasqua la vorremmo festeggiare, anche se non è una vera e propria festa, ecco, ricordiamolo, c'è poco da essere allegri. Grazie anche a quelli che visiteranno il nostro sito internet radiolibertà.net, sul quale oltre a guardarci, a vederci, si può anche aiutare Radio Libertà. In alto a destra il pulsante Dona Ora e voilà, con una semplice carta di credito ci fate il bonifico che preferite. Io sono sempre per i famosi 5 euro, magari ci scrivete come causale per quel Sammy Varin che rompe tanto le scatole ogni mattina. Varin, Varin. 7:38, sono già in ritardo. Oggi volo sul quotidiano La Verità, perché sicuramente ce n'è un motivo e lo vedremo. Oggi lunedì 30 marzo, come vi siete trovati con il cambiamento dell'orario? Pensavo peggio, sai, alla fin fine la luce è arrivata ugualmente, sì, non quando esco io, vabbè, però è questione di una settimanina, ma ad esempio alle 7:30 già, insomma, il sole si vede, se avete la fortuna di essere in zona sole. Israele shock, Pasqua bloccata, titolo ad esempio quest'oggi il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Vietato l'accesso al Santo Sepolcro per il cardinal Pizzaballa, motivi di sicurezza. È un autogol di Netanyahu che ha tensioni già forti. Papa Leone impedito un rito ai fedeli. Cioè, ragazzi, è quello che Sammy Varin vi dice da mesi se non da anni. Gli ebrei stanno già sulle balle a molti, per le motivazioni anche a volte più bieche, veramente. Così facendo stanno sulle balle ancora di più. Cioè, adesso ci saranno pure i propal bacchettoni a rompere i coglioni. È possibile questa cosa? Arriveranno anche loro con in mano il crocifisso dicendo la messa. Non ci credo, chiaramente, non ci crederò mai, neanche se li vedo, ma è possibile. Propal bacchettoni. Attenti al quotidiano La Verità in centropagina. Avvoltoi su Giorgia.
E guarda che questo è pericoloso davvero, cioè dopo il referendum sulla giustizia siete andati tutti a votarlo, l'abbiamo capito, anche quelli che non votavano da anni, avete accolto l'appello figlio d'Apollo di Sammy Varin e io sono contentissimo, sto cavolo, era meglio che non votavate, perché quelli che hanno votato no, il famoso no a ogni rivoluzione, a ogni riforma, a ogni cosa, no, no, no. E dopo questo stress da referendum ho cominciato a parlare che bisognava tagliare un po' di teste, che non ho capito sta cosa veramente, cioè Giorgia forse ha fatto un errore, non oserei mai dire che la Premier Meloni fa errori, però cioè, non era meglio farlo prima? E così ha dato una sensazione veramente che c'era qualche cosa che non andava. C'era qualcosa che non andava, la famosa caratura di certi personaggi, non certo della Lega, ma di altri partiti, e all'interno del governo era un po' bassina, cioè l'importanza, la bravura, la preparazione, l'esperienza politica e non. Adesso non è che ce la vogliamo tirare noi della Lega, però qualche annetto che facciamo politica, che facciamo esperienze di governo, ce l'abbiamo, a differenza di quelli di Patto del Nord, del Sud, cosa vogliono questi? Vogliono andare al governo, capito? Ci mandiamo loro al governo, ricominciamo da zero. Dei Fratelli d'Italia, capisci che ci vuole un po' di esperienza per fare un governo che funzioni? E questi sono stati piazzati lì e insomma il più bravo non sa parlare, cioè, col tutto il rispetto, si scherza naturalmente, questa è una rassegna stampa che cerca di strapparvi un sorriso, se non ci riesco non mi danno lo stipendio alla fine del mese, non è vero, avvoltoi su Giorgia, non c'è da fare presto, questo è il titolo oggi del quotidiano La Verità, avvoltoi su Giorgia, cioè c'è qualcuno che ci vuole portare ad elezioni, anche se non ci vogliamo andare. E qualche altro quotidiano ti fa pure gli esempi di chi potrebbe essere piazzato. Non solo Coll e Stamatista tifano per il governissimo. Te ne vai, arrivederci, ciao, arrivederci, buongiorno. Ma spinge pure parte degli industriali. Gli industriali che si lamentano perché c'è crisi, perché adesso vi siete accorti che cominciano le file ai benzinai? Mi sono accorto in questi giorni. File ai benzinai dove la benzina costa ancora di meno. Già. E ci sono alcuni addirittura al gasolio sotto le 2 euro, ce n'è qualcuno, pochissimi, 1,999 periodico. Però la benzina costa poco, La benzina l'ho vista 1,69, mentre il gasolio l'ho vista 2,04. È vero. No, io addirittura il gasolio sotto i 2 euro, 1,999999 periodico. E sì, se non arriva a 2 io la compro, che cosa? E la benzina sì, ancora diciamo che costa poco, però si riesce ad avere. Però il fatto che già cominciano le scorte a ballare non è vero, semplicemente se tu fanno benzinaio è logico che finisce la benzina, dopo ce n'è ancora. Non facciamo accaparramenti, ragazzi, non accapariamoci, tanto lo so che lo fate lo stesso. Non solo Colle e Stampa Progressista tifano per il governissimo, senti qua, ma spinge pure parte degli industriali. Però anche i sondaggi dicono che il centrodestra resta davanti. Rimettere il mandato sarebbe un errore, cioè qua si parla apertamente della possibilità di rimettere il mandato. Sempre sulla Verità, Trump pensa agli attacchi di terra, lavorare per settimane. Hai capito? Doveva mica finire roba veloce, eccetera. Zitto, va, guarda, io ultimamente non mi faccio trovare a cena con mia moglie perché ti pigliano tutti in giro, in famiglia. Io ero quello che tifava per Trump, diceva, ma sì, hai visto, adesso arriva lui, finiscono tutte le guerre, finalmente premio Nobel per Trump. Entriamo all'interno del quotidiano La Verità. Sì, vi porto qua dentro. Trump pronto agli attacchi di terra
e Teheran minaccia le università statunitensi. Il Washington Post dice: il Pentagono si prepara a settimane di invasione. Aumentano i Marines nel Golfo, l'Iran punta gli Atenei in Medio Oriente, vertice Arabia, Turchia, Egitto, Aspides o Aspides, dipende un attimo come vi gira, allerta Houthi nel Mar Rosso. Ok? Mentre embargo violato, petroliera russa sfida blocco e arriva a Cuba. Attenzione, non arrivano da noi, arrivano a Cuba, siamo quasi invidiosi. Una petroliera russa si avvicina a Cuba, dove il suo arrivo è previsto in giornata, sfidando il blocco petrolifero statunitense. Silenzio, silenzio che passa. Che sono quelli della flotilla travestiti, naturalmente. In taglio basso, Sarina Biraghi ci segnala le mosse del governo tra decreto bollette e pressing sulle imprese. Chiaramente, come ogni lunedì alle 9 avremo la Lega alla Camera, Riccardo Molinari, e alle 9 di questa mattina gli chiederemo un attimo cosa si cerca di fare, perché il taglio delle accise pare che sia ormai evaporato e quindi forse bisogna inventarsi qualcosa d'altro. In aula la norma con gli aiuti energetici. Se il conflitto si allunga non basteranno, serve un altro taglia accise. E un Giorgetti pensieroso, cioè siamo pensierosi noi. Ti pensi, povero Giorgetti? Ma ogni tanto mi viene in mente sta cosa, il povero Giorgetti, che sonni mai potrà avere in queste settimane? 4009-659, raccontatemi i sonni di Giorgetti. Guarda che scherzo, però è veramente una bella responsabilità. L'editoriale di Maurizio Belpietro si intitola Un autogol pericoloso soprattutto per Tel Aviv, e vorrei leggervene almeno un pezzetto, perché qua cominciamo a capire questa cosa. Ha fatto bene, ha fatto male Bibi, buona Pasqua da Bibi, bloccare tutto quanto. Lo ha fatto per la sicurezza di Pizza, scusami, se arrivava al e ci faceva balla, come minimo giravano un attimo le balle. Quando all'inizio del 91 mi recai per la prima volta in Israele, la guerra del Golfo era in corso. Gli Scud di Saddam Hussein scavavano crateri enormi tra le case di Tel Aviv e il governo guidato da Shamir, esponente del partito di destra Likud, raccomandava alla popolazione non soltanto di nascondersi nei rifugi, ma anche di indossare le maschere antigas. Molti temevano infatti che il dittatore iracheno, per reazione contro americani alleati impegnati in Desert Storm, ricordate, riempisse missili lanciati con il sarin, come già avevano fatto contro i curdi, e ci ricordiamo pure questo. Da allora guardo, se non con simpatia, perlomeno senza pregiudizio, ciò che accade, e prosegue a pagina 3, a Gerusalemme e dintorni. Vivere in un paese in guerra da quasi 80 anni non deve essere facile. Riuscire a condurre una vita sotto le bombe con la minaccia quasi quotidiana di un attentato o di un attacco deve essere un incubo. Ovviamente so bene che anche i palestinesi vivono una situazione analoga, con l'aggravante che non soltanto si ritengono prigionieri in casa propria, con gli israeliani armati fino ai denti alla porta, ma addirittura sono vittime due volte. Per difenderne la causa, Hamas in realtà li opprime e li sacrifica, spesso usandoli come scudi umani. Non voglio però qui andare alle origini di un conflitto che è iniziato ancora prima che fosse decretata la nascita dello Stato di Israele. So che dall'una e dall'altra parte sono stati commessi molti errori, dall'una e dall'altra parte molte atrocità che non possono essere in alcun modo giustificate. Siccome però so pure che non bastano poche righe per affrontare un tema così complesso come il conflitto israelo-palestinese, quello su cui mi preme concentrarmi sono i fatti accaduti ieri, con il divieto da parte della polizia israeliana al cardinal Pizzaballa di accedere al Santo Sepolcro nella giornata delle Palme. Siete tornati a casa con la palma? Ramoscello, qualche cosa? Le forze dell'ordine hanno spiegato che l'Altolà, il custode di Terra Santa e il porporato, sarebbe stato giustificato da ragioni di sicurezza.
Non so quali siano queste motivazioni, se vi fosse pericolo di disordini o di attentati, ma impedire l'accesso al luogo del Calvario e della Risurrezione nel giorno in cui la cristianità celebra la messa che apre la settimana santa di Pasqua non è una mossa intelligente. Sto leggendo Maurizio Belpietro sulla Verità. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha spiegato che nonostante le guerre e le divisioni, non era mai accaduto nei secoli passati che fosse proibito celebrare la Domenica delle Palme. Ma questa tradizione, carica di spettato, per una volta è stata interrotta. A prescindere dalle reazioni fortemente critiche, Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione di condanna. A me pare che vietare l'accesso del cardinale Pizzaballa sia un autogol. In un momento in cui le ragioni di Israele nel mondo non sono per niente popolari, la polizia di Gerusalemme ha aggiunto un altro elemento per odiare l'unica democrazia nel Medio Oriente. Non so se Benjamin Netanyahu si sia mai posto il problema, ma da 3 anni a questa parte sta crescendo un forte sentimento antisemita che dopo l'invasione di Gaza e i bombardamenti sull'Iran rischia, con lo stop di ieri, di aumentare ancora di più. Può darsi che a tutto ciò importi poco e che per lui sia fondamentale mettere in sicurezza il paese ed evitare che sia minacciato dai terroristi. Tuttavia, l'episodio del Santo Sepolcro renderà ancora più impopolare la difesa di Israele e ancora più a rischio l'incolumità degli ebrei in giro per il mondo. Infatti ci sono decisioni simboliche che non soltanto sono sbagliate, ma rischiano anche di nuocere gravemente alla causa che sta a cuore a Netanyahu. Insomma, capisco tutto, comprendo anche la sindrome da accerchiamento che spesso fa pensare alla dirigenza israeliana che il futuro del paese debba essere difeso a qualunque costo, però impedire al Patriarca di Gerusalemme di celebrare la Santa Messa in vista della risurrezione di Cristo è un favore fatto agli estremisti e ai nemici di Israele. Una considerazione che gli amici non possono evitare di fare. Così oggi Maurizio Belpietro sul quotidiano La Verità, ma vi ho già detto che all'interno dei quotidiani di centrodestra ci sono sfumature differenti su questo argomento. Nella stessa pagina, appunto, la notizia: Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa. Il Patriarca Latino di Gerusalemme e il custode ufficiale della Chiesa sono stati bloccati dalle autorità dello Stato ebraico mentre si recavano nella Chiesa per celebrare la Domenica delle Palme. Meloni: un'offesa non solo per i credenti, ma per tutti. E voi? Cosa ne pensate? Scrivetemelo. Questa è l'unica rassegna stampa che vi permette di entrare anche senza bussare, inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Memorizzate questo numero sul vostro cellulare: 340 67 09 659. Anche voi, nuovi ascoltatori che magari per la prima volta mi avete trovato in DAB o su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier, soprattutto, ragazzi miei, a fine giornata ogni tanto vado a leggere i dati e siete dei pazzi, cioè si va a 20.000 visualizzazioni, 30.000 visualizzazioni, 60.000 visualizzazioni in poche ore, ed è una rassegna stampa, quindi dovrei annoiarvi, vi dovreste stufare. Invece no, addirittura c'è chi schiaccia il tastino condividi e condivide questa rassegna stampa sulla propria pagina Facebook o addirittura la invia tramite WhatsApp a parenti o amici. Grazie, grazie, grazie. Siamo ancora sul quotidiano La Verità e stiamo scoprendo perché sono partito da questo. Non c'è solo il Colle, anche gli industriali volano come avvoltoi intorno alla Meloni. Si allarga la schiera dei tifosi del non riesco a dirlo. Cosa sto per dire secondo voi? Non lo dico, no. Governissimo. Si ritorna a parlare di governissimo, ragazzi. Ma i sondaggi confermano: il centrodestra è avanti. Zaia al Mimit o al turismo?
Tan, ta, ta, tan, la carta Zaia, ragazzi, quella che noi abbiamo tirato fuori già da settimane, viene ormai ufficialmente messa sul tavolo da quasi tutti, pochissimi dicono tramontata la cosa di Zaia. No, Zaia al mimito al turismo, al mimito al posto di Urso, che a quanto pare non è proprio il massimo, ma è una sensazione, chiaramente non è così, o al turismo, che non c'è più la Sant'Anché, e ragazzi miei, secondo me farebbe miracoli al turismo, perché darebbe un impulso a questa Italia sempre perennemente in crisi a utilizzare il turismo, che è la nostra arma vincente, la più potente, che viene sottoutilizzata in gran parte d'Italia, e magari servirebbe anche all'autonomia, per dare un po' più di autonomia ai territori, pensando proprio alla cosa più bella, le tradizioni, la gastronomia e quindi il turismo. Che ne pensate? Uno Zaia lo vorreste? 340 6709 659, ditemi la vostra. Intanto anche gli industriali, dicevamo, volano come avvoltoi intorno alla Meloni. E vedremo che succede. Io vi leggo soltanto l'ultimo pezzetto di questo articolo. Dice: intanto il Ministero del Turismo rimane guidato ad interim da Meloni, ma in ballo c'è Luca Zaia, l'ex presidente veneto, che in molti vorrebbero al governo, e di lui si parla anche per la guida del Mimit al posto di Urso. 2 posti in quota Fratelli d'Italia, però, e affidarne uno a Zaia e quindi alla Lega comporterebbe anche altri ragionamenti. Insomma, si prende tempo, niente fretta per evitare scelte sbagliate, con buona pace degli economisti del fate presto. In taglio basso, se vi siete persi questa notizia del weekend, ve la do se proprio volete, c'è Francesco Borgonovo che ce la ricorda. Amato, sì, quello dello scherzetto durante la notte nei nostri conti correnti. Oh, che incubo, ragazzi. Amato pontifica su Repubblica e butta là l'idea delle alternative. Il dottor Sottile trasforma l'esito del referendum in un atto di resistenza al regime, capito? Magari ci ha azzeccato anche, ma in generale è un atto forse di protesta verso tutto ciò che sta accadendo al mondo. È decisamente l'ora degli avvoltoi, scrive Borgonovo oggi sulla Verità. Una fauna antica e spietata si leva in volo sopra il governo, approfittando del momento delicato seguito alla sconfitta referendaria, e io aggiungerei magari anche a qualche altro problemino che abbiamo. Sono rapaci, scusate, che ben conosciamo, se ne stanno sempre in agguato, quando la situazione si fa difficile sono pronti a peggiorarla, ed ecco che in questo clima radioso si affaccia sulla prima pagina di Repubblica l'immancabile volto di Giuliano Amato, esponente tra i più celebri e coriacei di quella casta evanescente che da decenni garantisce il limaccioso sciabordio delle acque nella palude italica. Come sempre, il nostro sale su un pulpito inesistente per impartire lezioni di democrazia. Avete capito sta cosa? Cioè, stanno davvero facendo i professorini, le maestrine sono tornate. Oh, proprio lui, l'uomo dei prelievi notturni, il gran visir di tutti i tecnici che si fingono tali per far politica con le mani libere, si sente in dovere di celebrare la vittoria del no quale atto di resistenza a un regime incipiente. Qua mi fermo, ragazzi, ma se vi capita tra le mani è tutto da leggere l'articolo di Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità, che a pagina 6 poi scrive che la riforma della giustizia è solo rinviata. Lo scandalo degli innocenti in galera e dei magistrati impuniti è troppo grande per non porvi rimedio. A proposito, non solo i magistrati, se avete Instagram, cercate Radio Libertà su Instagram, o anche Sammy Varin ha fatto scalpore una segnalazione che faccio io ogni mattina in rassegna stampa, quello più particolare che dico, che racconto, anche le fregnacce a volte, ma questa volta non era una fregnaccia, finisce sul sito di Radio Libertà e visto che è sul sito, molto spesso viene pubblicata anche sulla pagina Instagram di Radio Libertà. Ha fatto scalpore sta notizia dei medici che facevano falsi certificati agli immigrati per non essere rimpatriati, e tra questi c'erano anche degli immigrati
malati di malattie da quattro soldi, tipo tubercolosi, scabbia, sai, quelle cose che non muori mica. Però se te lo ritrovi di fianco in metropolitana, uno con la scabbia, e sai, e ti attacchi allo stesso para, alla fine te la becchi pure tu, capisci? Gli facevano falsi certificati, anche se erano malati, per non essere rimpatriati o per non essere mandati nei terribili CPR. Questa cosa ha fatto incazzare moltissima gente, signori. Ancora adesso c'è battaglia su Instagram, sulla pagina di Radio Libertà e anche quella di Sammy Varin, perché alla fine l'ho fatta pubblicare io sta cosa, e gente che dice non si può andare avanti in questo modo, veramente. Quindi lo scandalo degli innocenti in galera e dei magistrati impuniti è troppo grande per non porvi rimedio. Un primo passo è riportare lo spirito critico nelle scuole e nelle università per impedire che siano usate per la propaganda, come è accaduto col referendum. Ne parla oggi sul quotidiano La Verità Silvana De Mari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
questo è un massaggino che vi facciamo noi di Radio Libertà per augurarvi una buona settimana. Voi che avete passato un buon weekend, voi che siete riusciti a entrare a Messa nella Domenica delle Palme, voi che magari ieri sera avete fatto tardi, come abbiamo fatto tardi noi, io e Sharon, la presentatrice del Beauty Fever, la selezione di Miss che c'è stata ieri a Cinisello Balsamo in provincia di Milano con Lele Di Nero, il John Travolta italiano. Ci siamo divertiti, sì, io ero in giuria e follie. Nei prossimi giorni vi portiamo Miss Radio Libertà, promesso. Intanto abbiamo ascoltato Massimo Magni, La Metamorfosi, una trilogia che racconta il viaggio di iniziazione di un cavaliere, focalizzandosi sulla trasformazione interiore, quella trasformazione che stiamo avendo anche noi. Ci trasformiamo in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Scherzi a parte, avete visto quanti meme pazzeschi che ci sono sui social riguardo i benzinai, no? Chi va a fare benzina e con il cavallo e al posto della benzina si fa il pieno di biada, mamma mia. Dai, un po' di WhatsApp, vediamo cosa mi state scrivendo al 340 6709 659. Di che umore siete questo lunedì? Ma chi è che strilla in radio stamattina? Oh, mi fanno male le orecchie! Questo è stato scritto alle 7:10 di questa mattina perché era in onda il nostro urlatore, il nostro ascoltatore urlatore che le cose le dice e le dice anche giuste, ma le urla e sentirlo alle 7:10. Infatti io ho proposto di metterlo al posto del va pensiero, questo qua sarebbe divertente. WhatsApp al 340 6709 659, se me lo scrivete al volo ve lo leggo. Comunisti and Company siete stati, lo siete ora e lo sarete domani, rovina dell'Italia e degli italiani. L'Erminio si è svegliato così questa mattina. Te l'ho detto, a me che fa paura è che oltre che essere comunisti, i Propal adesso saranno anche i bacchettoni. Propal con la croce in mano dicendo: Israele, vergogna, avete proibito la Santa Messa il giorno della Domenica delle Palme. Beh, ve li immaginate questi? Sì, sì. Ciao, Pizza Balla è un pro Gaza, ha fatto bene Israele. Altra voce che firulì firulà trapela dai quotidiani questa mattina. Secondo me per sicurezza. Inoltre noi cristiani con in testa vescovi tifiamo per i musulmani. Ah sì? Gli ebrei vengono uccisi in giro per l'Europa e per il mondo, non possono partecipare a nessun evento, scoppia l'inferno nei loro confronti, ci scrive invece Antonia. Il mio pensiero è di una precauzione per il patriarca Pizzaballa, di conseguenza anche per i fedeli. Buona settimana, ci scrive la Luciana da Bergamo. Zaia no al turismo, libero per altro, Maurizio ci scrive così. E per cosa lo teniamo libero? Zaia, il rapace amato anche tra noi, ancora tra noi. Eh sì, sembra incredibile. Ma quanti anni ha? 120, Amato? E quello con tantissime pensioni, quello che certo si è trafugato, non è vero, certamente, ha fatto un piccolo prelievo dai nostri conti correnti, un prelievo notturno tanti anni fa, e meno male che ero molto straccione ai tempi, ma adesso invece no, ha prelevato poco niente dal mio. Quando risparmiamo sulle sue tante pensioni, ci scrivono giustamente, aspettiamo a Ravenna che i medici siano mandati a casa e lavorare al porto. Ministro Sanità, batti un colpo a proposito di certi medici che fanno arrabbiare. Buongiorno, chiedo per la mia logica. Nella crisi 2008 il barile greggio costava $147, benzina 1,35 euro. Oggi il barile $111, benzina 1,79, 1,95. Mistero o magnaccia? PS, Carlo Cambi, che ha riso degli editoriali di Capezzone, e gli ospiti di Cainarca spiegano bene i disastri del centrodestra. E il vostro direttore cosa fa? Invita Capezzone che si inventa le meraviglie del governo? Buffoni! Ecco perché la Lega al prossimo giro volerà il 4%. Aspetta un attimo che tocchiamo dove dobbiamo toccare. Grazie Marco. Ma sai, abbiamo la fortuna di avere un direttore che fa parlare veramente tutti gli editorialisti importanti di certi quotidiani di centrodestra, e quindi sta sicuro che il giro
proseguirà. Hai capito il furbastro Zelensky? Con i nostri soldi si è fatto le fabbriche di droni e le va a vendere e li va a vendere agli arabi. Hai capito il business? E noi ci guadagniamo qualcosa o no? O le provvigioni le prendono solo i presidenti dell'Unione? Bella meditazione. Buongiorno caro Sammy, per favore allontanate Amato perché ha fatto sempre disastri con la sua fantasia malata. Però io sono una vittima di Amato e sono una ex lavoratrice che ha dovuto rinunciare all'impegno perché l'allora governo non aveva altra soluzione di asili nido, perciò noi donne, se volevamo allargare la famiglia, dovevamo rinunciare al lavoro. Lui con la sua fantasia nel 92 ha cancellato tutti i nostri versamenti INPS per darci alla fine una pensione talmente misera che con quei soldi potevamo e possiamo ancora adesso a malapena comprare il pane per un mese, cioè 90 euro al mese. Ancora WhatsApp? No, devo correre ragazzi miei, di nuovo sul quotidiano La Verità, perché a pagina 7 chi intervista chi? Il quotidiano La Verità, attenti, è un segno questa intervista, perché non c'è solo sulla Verità, signori. Proprio adesso che siamo qua a dire, ma allora, sto sindaco di Milano lo scegliamo oppure no? Ed è soprattutto la Lega a rompere le balle su questo fronte. Chi intervista oggi il quotidiano La Verità, pagina 7? Lupo de Lupis. Sto scherzando, fatemi un po' ridere. Maurizio Lupi, sì, è ritornato Maurizio Lupi. Nessun lupo buonino. Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato. Attenzione, questa è una frase che ci piace, la amiamo. Il capo di Noi Moderati: ora la priorità è aiutare famiglie e imprese, ci piace anche questa. Mi auguro che sulla legge elettorale l'opposizione dialoghi, certamente. Il candidato sindaco di Milano, non un civico. Non un civico vuol dire lui. Aspetta che ci arrivo. Il Campo Largo sta costruendo un pastrocchio, un conto è unirsi sul no, altro è avere programmi condivisi, verissimo. Sul nucleare dobbiamo accelerare, dice Lupi. Ci piace Lupi. E allora le prossime elezioni si vinceranno al centro sobillando i Propal. Mi auguro che il Campo Largo rifletta sul pastrocchio che sta costruendo. Pur di spuntarla provano a mettere insieme tutto e il contrario di tutto. Si voterà anche per scegliere il sindaco di Milano, la sua città, risponde Lupi. Il centrodestra non vince da 15 anni a Milano. Più che andare alla ricerca del civico giusto, forse dovremmo elaborare una proposta credibile per amministrare questa città, meravigliosa ma piena di contraddizioni. Gli affitti insostenibili, i giovani che scappano, le periferie dimenticate, l'allarme in sicurezza. La Russa è sicuro di aver individuato il candidato giusto. Lei, scrive La Verità, risponde lui, definiamo il programma entro l'estate, poi si penserà al resto. Urge un nome, insiste La Verità. Pensare che il civico di turno risolva i problemi è un errore madornale, anche perché in giro non si vedono Mandrake o Superman. Quelli che cerca Forza Italia? Risponde Lupi, serve una persona che porti realismo, concretezza e moderazione. Lupi praticamente, dice La Verità. Questo lo dice Ignazio. Signori, Lupi, il prossimo sindaco di Milano. Cosa ne pensate? Questo è il dubbio che vi stillo nell'orecchio questa mattina alle 8:15, o anche in versione serale, lo sapete, i più fortunati ascoltano Radio Libertà anche dalle 20 alle 21, quando, se fate bravi, va in onda il meglio o il peggio di questa rassegna stampa. Che ne pensate? Lupi sindaco di Milano? 340 6709 659. Vi prego, aiutatemi, anche perché tra Lupi e Lupi io scelgo Lupi, è chiaro, ma c'è qualcun altro? Non si possono fare le primarie. Azzolina, dai, e facciamo un po', diciamo qualcosa di
comunista, qualcosa di sinistra. Facciamo le primarie all'interno del centrodestra per scegliere il sindaco di Milano. Dai, è una stronzata. Ditemelo. 340-6709-659. E allora vi leggo l'intervista di Edmondo Cirielli. Siamo ancora sul quotidiano La Verità, pagina 9. Siamo in trattativa. Attenti a questa frase. Vi cambia la giornata. Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner. Cioè, o siamo in contatto con qualche marziano arrivato da qualche mondo sconosciuto, apparizioni, sparizioni, siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner. Non sto sbagliando a leggere, c'è scritto così. Il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, non faccio ancora il nome del paese, non ce lo dice, rivendico il dialogo coi russi. Coi russi! Chi parla alle mie spalle è codardo. Federico Novella, signori, oggi vale l'acquisto del quotidiano La Verità solo per questa intervista. Siamo in trattativa per aprire un nuovo mi tremano le mani, ragazzi, un nuovo importante canale di approvvigionamento per il gas. Mi viene quasi da piangere, ma cosa siamo a Natale? No, è Pasqua qua, ma tanto non ce la fanno festeggiare. Nel nome della sicurezza energetica italiana, Edmondo Cirielli, viceministro agli esteri in quota Fratelli d'Italia, affronta tutti i temi sul tavolo, dalla crisi internazionale ai dolori post-referendum. Avete dolori? Ecco, vedi, è stato il post-referendum. Era una buona riforma, ma andava spiegata meglio. Sì, spiegata meglio, cioè semplicemente era una roba impossibile da spiegare, per uno che non ne capisce era impossibile, c'è poco da fare. L'idea di andare a votare non ha fondamento, e sulla polemica riguardante l'incontro con l'ambasciatore russo Cirielli dice: qualcuno si comporta in modo codardo parlando alle spalle, ma tutti riconoscono che ho agito bene. Insomma, la mossa delle dimissioni nel governo si basa su valutazioni fatte prima del voto, se tutti avessero messo l'impegno della Meloni avremmo vinto, quindi qualcuno non si è impegnato. Ragazzi, comincia a piacermi questo Cirielli, L'Italia sta cercando nuovi flussi di gas, dovesse Hormuz restare chiuso a lungo, le alternative le abbiamo già messe in piedi, c'è anche una trattativa importante in corso riguardante un paese che per ora non posso nominare, nell'interesse dell'Italia e della sicurezza energetica. La Meloni ha fatto qualche girettino in queste ultime settimane, abbiamo lavorato benissimo con l'Algeria, appunto, e con l'Azerbaigian. Quando altri paesi avevano rapporti pessimi con Baku per via della questione armena, abbiamo lavorato per la pace, conquistando un ruolo importante nel raggiungimento di quell'accordo. Ok. Poi si parla dell'incontro con l'ambasciatore russo Paramonov, che ha destato molto scalpore, l'opposizione ha chiesto le sue dimissioni e lui risponde: l'incontro con l'ambasciatore russo non è mai stato un caso reale all'interno del partito, nessuno mi ha detto che ho sbagliato, anzi tutti riconoscono che ho agito bene, vabbè. Però non ci dice, insomma, qual è potrebbe essere il nuovo partner per comprare gas. Però oggi La Verità ci ha detto qualcosa che voi non sapevate, vedi? Ascoltare Sammy Varin. 14:15, la pagina 14:15 della Verità titola Attacco alla famiglia, e si parla del libro di Catherine Birmingham, La mamma della famiglia nel bosco. Ha scritto il libro, sì, il libro sbagliato. Dovrebbe uscire a maggio per Solferino un volume a sua firma intitolato La nostra vita libera. L'editore lo presenta come un libro che va oltre il caso di cronaca, raccontando una scelta di vita autentica, vicina alla natura, capace di fare appello alla coscienza di molti. Il memoir manifesto della mamma dei bambini nel bosco. Come prevedibile, da qualche giorno sui social si leggono attacchi di ogni genere, come se Catherine stesse cercando di lucrare sulla sua tragedia o fosse incoerente perché invece di rifiutare la modernità abbraccia il sistema mediatico affidandogli la sua opera.
In realtà, altra cosa che non sapevamo, questo non è il primo libro di Catherine Birmingham, ne ha scritti altri 2, di cui uno, Ride for Life, Cavalca per la vita, è uscito anche in italiano. Posto che una donna sottoposta al trattamento riservato a Catherine ha il sacrosanto diritto di scrivere tutti i libri che vuole per dare la sua versione degli eventi, il fatto che pubblichi un saggio, come dice giustamente Tonino Cantelmi, dimostra 2 cose. La prima è che Catherine non è quella persona asociale che hanno cercato di accreditare, ma è una che ha una rete sociale immensa, è intelligente e propone uno stile di vita sicuramente sfidante per noi borghesi. La seconda è che le scelte di questa famiglia sono frutto di un pensiero molto riflettuto, non solo degli instabili che improvvisano, ma delle persone che hanno fatto scelte molto ponderate. Il problema, dicevamo, è che Catrina ha scritto il libro sbagliato, ha scelto lo stile di vita sbagliato. Se avesse pubblicato saggi sul diritto di abortire o sul cambiamento di genere dei suoi figli, come fanno molte madri di ragazzini transgender, oggi probabilmente non sarebbe costretta ad affrontare un dramma che prosegue da mesi. Interessante, siamo a pagina 14 del quotidiano La Verità, che intervista poi l'avvocato e docente a Verona Giorgio Vaccaro. Ignorata persino la Cassazione per togliere i bimbi ai Trevaillon. Normalmente prima di separare i figli dai genitori ci vogliono anni, qui invece si è agito di fretta e manu militari e senza nemmeno usare, come si fa di solito, mediatori linguistici e culturali. Tutta da leggere anche questa verità, che alla fine l'abbiamo capito, è una verità. Pagina 15, se non vi bastasse, si intervista un medico, Bruno Mozzaniga, che dice: c'è un farmaco abortivo venduto senza ricetta nei supermercati. Vi mancava questa cosa? 2 sole compresse interrompono la gravidanza fino a 9 settimane, ma è commercializzato come contraccettivo. Così si ingannano le donne. In Italia c'è un giro d'affari che vale 15 milioni l'anno. Ne parla soltanto il quotidiano La Verità, che infine, ultima segnalazione, a pagina 18 scrive: paura di essere esclusi e ossessione delle notifiche. Si parla di telefonini, si parla dei social. Siamo sempre più vittime dell'ansia da sconnessione. Sì, è il timore che gli altri ci lascino in disparte, facendoci perdere esperienze interessanti. È sempre esistito, ma l'avvento dello smartphone e poi dei social network lo hanno esasperato, rendendoci perfino depressi e aumentando il nostro desiderio di controllare le vite altrui. Ragazzi, tutto il contrario di tutto amplificato attraverso i social e il telefonino. Si chiama FOMO. FOMO sembra il nome di un locale all'ultima moda, invece è quello di una patologia psicologica. Il termine FOMO, infatti, è in realtà l'acronimo di Fear of Missing Out, che significa paura di essere esclusi. Da che cosa? Non intendiamoci letteralmente dalla tutta la società, quanto dalla socialità e da quella esercitata da chi ci è più vicino. La paura quindi riguarda qualunque piccolo grande gruppo sociale, la paura di essere esclusi dall'invito alla cena di Capodanno dei familiari, oppure al matrimonio del cugino. Il gruppo sociale in questo caso è familiare, la paura di essere esclusi dall'invito a pausa pranzo dal gruppo di cui si fa parte in ufficio, esclusi dall'invito del condominio alla festicciola per gli auguri di Natale. Scusate, mi fermo, ma c'è davvero questa cosa? Provate anche voi queste strane emozioni? Ditemi che non è vero! 340 6709 659, ho paura che sia vero! Oh! Che paura!
Va bene, devo resistere anche perché ragazzi mi aspetta un viaggio periglioso all'interno del quotidiano La Stampa. Lo so, non è l'orario, alle 8:25 state pucciando il biscotto nella colazione, voi fortunati ancora in casa o nella peggiore delle ipotesi siete in coda, ancora una volta in coda, anche oggi lunedì in coda, magari anche a fare benzina. Avete trovato il benzinaio ancora sotto i 2 euro per il gasolio? Fatemi una foto e inviatemela al 340 6709 659 dicendomi dove si trova che la pubblicizzo. Sì, vado sul quotidiano La Stampa, scoprirete poi perché. Israele ferma Pizzaballa, offesi tutti i cattolici. Santo Sepolcro, vietato l'ingresso al cardinale, l'indignazione mondiale, poi le scuse. Sono arrivate le scuse in tarda serata. Sbarco in Iran, i piani dei Marines, i Pasdaran sono pasto per gli squali. Simpatici. Fisco, l'ultimatum delle imprese a Urso e Giorgetti, un riquadro in prima pagina sul quotidiano La Stampa. Riondino, l'addio all'artista, la sua eredità si chiama solo poesia, ma eccolo qua, il richiamo in prima pagina, l'intervista con Fontana presidente della Lombardia, che viene tirato in ballo spesso e volentieri in queste settimane. Preferenze, sbagliato escluderle, ma dice anche dell'altro e adesso ci arriviamo. Netanyahu, senti qua, Netanyahu e la supremazia dell'ebraismo, le altre religioni considerate clandestine. Pesante e potente, a pagina 4 oggi del quotidiano La Stampa, l'analisi di Franco Garelli. Siamo di fronte a un attacco alla libertà di culto, è il punto più basso nei rapporti tra Israele e il cattolicesimo. Impedire al cardinale Pizzaballa e al custode di Terra Santa padre Ielpo di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro nella città vecchia di Gerusalemme per celebrare i riti della Settimana Santa non è stato un semplice incidente di percorso né un atto che può essere in alcun modo motivato da ragioni di sicurezza, pur in una situazione oltremodo drammatica e complicata. Sia i vertici della Chiesa Cattolica locale sia lo stesso pontefice hanno reagito con parole ferme a un provvedimento che a loro dire si presenta come una vera e propria intimidazione religiosa. Per la prima volta nel corso della storia, il patriarca latino di Gerusalemme non ha potuto celebrare la messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro, per cui questa misura restrittiva imposta dalle autorità israeliane viene considerata anzitutto come palesemente irragionevole e gravemente sproporzionata. Ma oltre a ciò, l'offesa ricevuta presenta un carattere simbolico assai più rilevante, in quanto rappresenta un attacco alla libertà di culto, impedisce ai cristiani di celebrare i giorni più sacri del loro calendario religioso nei luoghi in cui è nato il cristianesimo, ignora la sensibilità di 2 miliardi e 300 milioni di persone in tutto il mondo che proprio in questa settimana clou della loro fede guardano a Gerusalemme. Pesante l'articolo a pagina 4 del quotidiano La Stampa di Franco Garelli. Giro di nuovo la pagina e arrivo, compri La Stampa e muori. Incubo stagflazione. È un po' che non lo dicevamo questo termine. Stagflazione, cosa vuol dire? Con il conflitto nel Golfo i mercati temono la stagflazione. Cosa significa? Quando i prezzi aumentano e la crescita è quasi ferma. Nella guerra il petrolio è arma strategica, mentre tra recessione e inflazione incombe uno spettro molto più grave, la stagflazione. Dallo stretto di Hormuz alla Federal Reserve, il conflitto mediorientale rischia di innescare una nuova crisi tra caro energia e crescita debole. Oggi i timori maggiori riguardano la durata del conflitto. L'enorme incertezza sui costi dell'energia rende complesso decidere di investire e quindi la crescita si ferma.
L'analisi di Bill Helmut oggi a pagina 9 del quotidiano La Stampa renderà la vostra settimana un dramma. Incentivi, il vertice per ricucire lo strappo, per fortuna ragazzi, il pressing su Giorgetti. Cosa ci sarà dopo il taglio dei bonus? Il Mimit convoca le imprese per mercoledì, Urso e Foti contro il Tesoro, anche Meloni ha chiesto spiegazioni, un tavolo per ricucire lo strappo. Ma quale strappo? Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato le imprese mercoledì 1 aprile per discutere del credito d'imposta transizione 5.0 per l'anno 2025, il taglio del bonus previsto dal decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì ha fatto infuriare Confindustria, che ha accusato il governo di tradire i patti mettendo a repentaglio gli investimenti in Italia. La maggioranza scarica la responsabilità della misura sulle spalle del ministro dell'economia. Vedremo come andrà a finire. Oggi ne parla anche il quotidiano La Stampa. Fermi tutti, c'è la pausa, lo so, tra pochissimo arriva un pezzo interessante di Ares Krieger, adesso la pronuncia esatta l'ho imparata, Ares Krieger, ascolteremo Red Trees Chapter. Intanto però vi dico che se restate lì, tra poco a pagina 13 del quotidiano La Stampa vi leggo l'intervista con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che dice una cosa che ci fa sognare. Zaia può guidare la Lega al nord. Un errore escludere le preferenze. Il governatore della Lombardia dichiara: dobbiamo estendere il nostro modello al resto del paese. Tra poco su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con tempo prevalentemente tranquillo, anche se nel corso della giornata aumenteranno i disturbi. Al mattino incremento delle nubi, tuttavia con precipitazioni quasi esclusivamente sull'arco alpino, nevose dagli 800 mm. Altrove non sono attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con più elevato rischio di rovesci, sebbene a carattere irregolare, soprattutto al nord-est e al centro-sud. I fenomeni saranno più probabili sulle aree interne montuose ancora una volta. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Buongiorno Sammy Varin e soprattutto buongiorno a Radio Libertà. Io sono Ares Krieger, un DJ e produttore. Oggi vi presento Red Threads Chapter 2 con Alisa Yastrebova, una cantante russa con cui collaboro molto spesso. Red Threads prende spunto dalla cultura cinese e giapponese, in cui dice che ognuno di noi è legato tramite un filo rosso legato al dito della mano, al mignolo, con cui si lega con una persona importante, che può essere la propria ragazza, che può essere un amico o un'amica, o può essere anche un legame familiare. Questo appunto mi ha permesso di produrre questo brano molto interessante in stile sperimentale e ambient, diverso un po' dalle mie produzioni. Quindi buon ascolto, vi auguro una buona giornata, un forte abbraccio a Sammy e a Radio Libertà. Seguitemi. So hold on tight to the threads of tomorrow. We'll paint the skies with hope, let go of sorrow. In the fabric of our lives we find the beauty. We'll tie our dreams together in endless unity. So hold on tight to the threads of tomorrow. We'll stitch our hopes through the pain and sorrow. So hold on tight to the threads of tomorrow. We'll stitch our hopes through the pain and sorrow. And when the storm rages on and shadows cast their fears, we'll dance through the chaos, we won't drown in tears. For in the threads of love we'll weave our faith so true. Together we'll embolden and rise above the blue. So hold on tight to the threads of tomorrow. We'll stitch our hopes through the pain and sorrow. With every step, we're writing our story in these threads of tomorrow. We'll find our glory. Un piccolo chimico musicale fatto da un DJ che si chiama Ares Krieger, questa Red Trees Chapter. Grazie naturalmente a tutti gli artisti che contattano Radio Libertà, che scrivono a sammy.varin@radiolibertà.net o che cercano Sammy Varin sui social. Io ogni mezz'ora mando in onda un artista sconosciuto con delle meditazioni, a volte poetiche, dei veri e propri tesori, a volte appunto più prove tecniche di trasmissione per sfiorare determinate corde che altri non riescono a sfiorare. WhatsApp, sono le 8:38. Dai, vediamo cosa scrivono i nostri ascoltatori al 340 6709 659. Giovanni, è stato un referendum sulla politica del nostro governo che ha dimostrato un'incredibile ottusità in politica estera. Hai capito? Si votava per la giustizia e invece
o con Biden o con Trump, basta essere sempre dalla parte degli americani e siamo a posto. Nulla di più sbagliato. Se gli USA scatenano un terribile conflitto che ci trascina in una spaventosa recessione economica, dobbiamo prendere posizione, dimostrare che abbiamo la schiena dritta e che siamo dei veri sovranisti. Invece la Melona prima ha accusato Putin che non c'entrava nulla e poi si è tenuta nel vago e infine ha fatto pulizia in casa propria per accontentare la sinistra. Peggio di così non si può fare, mi scrive Giovanni. No primarie nel centrodestra significherebbe mettere l'uno contro l'altro i vari candidati, dicendosi le cose peggiori e insultandosi, e questo potrebbe indebolire molto il centrodestra nel suo complesso, quindi no primarie, sarebbero un danno. Ma tu dici, caro ascoltatore, che noi siamo come quelli di sinistra, eh? Davvero saremmo così? In caso di primarie. Ciao caro Sammy, Lupi sindaco di Milano. Per carità, ogni volta che lo vedo camminare durante le riprese televisive mi viene in mente la frase voglia di lavorare saltami addosso. Lavora tu pantalone che io non posso. No, Lupi no, ma Graziella, ma perché lui cammina in modo, poi non è mica Crosetto, non è alto 2 metri, no? Quindi c'ha questo passo differente. Senti, piuttosto che niente, che cosa mi dite? Cosa mi rispondete? Piuttosto che niente, mai piuttosto? Cioè, scrivetemi qualcosa. Avete un candidato sindaco per Milano? Ragazzi, è ora di tirarlo fuori, di tirar fuori le palle, certo, ma anche il candidato. 3406709 ditemi la vostra. Oh, l'aspetto, Ancora WhatsApp, signori, come al solito io li chiamo e voi mi riempite. Perché non Zaia, sindaco di Milano? Oh oh! Lui a Milano, Antonio Rinaldi a Roma, un sogno impossibile? Sicuramente un incubo per qualche alleato. Per carità, lasciate Roma e Milano in mano ai comunisti. Hanno fatto solo danni se li scazzino loro. Bravo Erminio. Rituffiamoci sui quotidiani, riandiamo a pagina 13 della Stampa. Vi ho portato pericolosamente come fossi un Virgilio un poco comunista all'interno di questo quotidiano, ma c'è un motivo, perché a pagina 13 c'è Attilio Fontana che dice Zaia può guidare la Lega al nord. Un errore escludere le preferenze. Dobbiamo estendere il nostro modello al resto del paese. Francesco Moscatelli. La nuova legge elettorale? Le preferenze sono fondamentali. Escluderle sarebbe un grave errore. Luca Zaia ministro? Lui farebbe bene in qualunque ruolo e sarebbe un'ottima figura di riferimento della Lega al nord. Il centrodestra in crisi post-referendum? La vittoria del sì in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dice che non si può prescindere dal nord. Ora cerchiamo di lombardizzare l'Italia. Che termine! Lombardizzare l'Italia. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nei giorni più complicati della legislatura per quanto riguarda la tenuta e il futuro dell'attuale maggioranza, a partire dalla discussione sul superamento del Rosatellum che comincerà domani, torna a insistere sui temi del federalismo e della questione settentrionale. Fammici arrivare. Si parla anche di rimpasto di governo con il nome di Luca Zaia come possibile ministro dello sviluppo economico. Come lo vedrebbe? Zaia è una persona capace, intelligente, un grande amministratore. Secondo me farebbe bene in qualunque ruolo venisse destinato. Se dovesse fare il ministro, farebbe bene come ha fatto bene da presidente di regione, come sta facendo da presidente del Consiglio regionale. E molti lo vedrebbero anche con un ruolo diverso dentro il carroccio. Rintuzza la Stampa. Risponde Fontana. Io credo che Luca potrebbe essere anche una figura di riferimento per il Nord, scritto maiuscolo. Nord con la D finale però. Un responsabile della Lega nel Nord. Una riflessione che si può fare. È favorevole anche all'idea di recuperare il vecchio simbolo della Lega Nord. Qual era il vecchio simbolo, scusa? Abbiamo il guerriero con lo spadone, io ho sempre sto spadone in mano.
Quella potrebbe essere una via, ma conta il merito. Parlare di Lega Nord senza affrontare i temi del Nord serve a poco. Preferisco che si affrontino i problemi concreti. In generale non è un momento facile per il vostro partito, ci ricorda La Stampa. Grazie. I sondaggi vi danno poco sopra il 6%. Noi anche dopo il referendum siamo tornati a battere sul tema del Nord e del federalismo, dice il presidente della Lombardia. È lì che dobbiamo stare. Io sono autonomista, ma lo sono sempre nei confronti dei comuni, delle province. In Lombardia abbiamo assegnato il massimo delle competenze alle province, abbiamo approvato leggi che danno grandi spazi agli enti locali, abbiamo investito molto sulle aree interne, diamo ai territori la possibilità di proporre i progetti da realizzare. E poi l'intervista prosegue, sto vedendo se arriva qualche altro argomento che potrebbe piacervi. Fratelli d'Italia, dopo aver lasciato alla Lega il Veneto, punterebbe ad avere un suo candidato in Lombardia. C'è anche l'ipotesi di voto anticipato tra un anno. Finirà un'epoca, risponde Fontana. Forse sapete cose che io non so. Per quanto mi riguarda, continuerò a fare il mio lavoro fino alla fine del mandato. È normale che all'interno della coalizione ci siano sensibilità diverse e anche ambizioni, ma alla fine quello che conta è arrivare uniti con una proposta forte. Ripeto, il nostro modo di amministrare è stato apprezzato, ora dobbiamo continuare su quella strada. A Milano città invece il referendum conferma la vostra debolezza. Risponde Fontana, bisogna individuare subito un candidato credibile che conosca la città, che abbia il tempo di farsi conoscere, è minimo. La partita è complicata, ma le condizioni per vincere ci sono, anche perché rispetto al passato si sono invertiti alcuni flussi di voto tra centro e periferie, e anche questo è vero. Se volete scoprire meglio l'intervista con il presidente di Regione Lombardia, la trovate oggi sul quotidiano La Stampa, che a pagina 17 tira fuori gli anarchici. Gli anarchici ricordano gli amici morti, ma è scattato il DL sicurezza e ci sono stati 91 fermi preventivi. Un centinaio a Roma sul luogo dell'esplosione. Meloni, ecco la conferma di come la norma fosse necessaria. 91 fermi preventivi. In taglio basso sulla Stampa si ritorna al caso Salis, la catena dei passi falsi a partire dal mancato riconoscimento, adesso fanno un casino, AVS prepara un'interrogazione, Fratelli d'Italia attacca l'eurodeputata con assistente pregiudicato perché sono entrati nella sua camera e hanno perquisito. No, non hanno perquisito, sì, per più di un'ora, no, solo 5 minuti. Ecco, vi ho condensato gli articoli che ci sono in questi giorni su alcuni quotidiani. Sulla Stampa si ritorna sulla docente aggredita che incontra Valditara e che dice: voglio tornare a scuola. Il ministro, un'ora in ospedale a Bergamo, le famiglie stiano più vicine ai figli. Fosse facile, Valditara, fosse facile. Inquirenti al lavoro per identificare gli altri utenti della chat Telegram. Se ne parla oggi anche sul quotidiano La Stampa, che poi ci dà qualche consiglio sulle vacanze intelligenti. Magari ve ne darò qualcuno anche di consiglio mercoledì. Lo sapete che alle 14 facciamo È tutto un magna magna, alle 12 scusa, e cerchiamo di darvi dei buoni consigli su come passare il weekend, su feste, sagre, e siccome questa domenica, guarda caso, è Pasqua, Bibi ci farà fare la Pasqua, chiediamo per un amico. Qualche consiglio variniano vi arriverà, ma intanto, se siete un pochettino di sinistra, il quotidiano La Stampa vi dà consigli, anche se siete di destra. Da Pasqua all'estate, prezzi alle stelle per il costo dei viaggi. Ma no, pesano la guerra nel Golfo e il caro carburanti. Ma dai, gli italiani preferiscono gli spostamenti interni o mete come Francia, Spagna e Grecia. I consigli per limitare i danni, capito? Sembra di sentire Tajani che parla, dicono cose assolutamente logiche, risapute e insomma, cioè, dove volete andare? Volete andare a spendere soldi? Si può andare ovunque, possibilmente non a Dubai, ma questo l'avete capito. Pagina 25 del quotidiano La Stampa,
altra cosa che viene vista da un'ottica differente rispetto alla nostra, ma d'altronde sono sulla stampa, vi faccio l'esempio. L'Europa punta su Mercosur, India e Australia per aumentare l'export e scongiurare i dazi USA. Guarda che è vero comunque, se non fosse che ci roviniamo la nostra vita di agricoltori, di persone che vorrebbero avere dei prodotti genuini, dagli accordi di Bruxelles con il Sud America e Nuova Delhi, una riduzione delle tariffe di almeno 8 miliardi, ragazzi, e si parla anche di questi prodotti chiave, l'export verso il Mercosur. L'Italia esporta 7,7 miliardi di beni, soprattutto macchinari, dispositivi elettronici, prodotti chimici, farmaceutici, e c'è lo scudo agroalimentare. Per carne bovina, pollame e riso, l'Unione Europea ha fissato quote massime, misure di salvaguardia con i paesi del Mercosur. Cosa credi? I benefici per il vino, i produttori non vedono l'ora che entri in vigore l'intesa con l'India, dato che oggi il mercato è sbarrato da dazi al 150%, ragazzi. Sarà una cosa bellissima, ne parla Marco Bresolina, pagina 25 del quotidiano La Stampa. Dove vado adesso? Lo so, non dovrei fare una cosa del genere, però la faccio perché c'è comunque qualche cosa che vi può interessare, ragazzi miei. Lo sapete, la mia è una rassegna stampa interessata. Conosco uno ad uno, anche se siete in tanti ascoltatori di questa rassegna stampa, non solo in diretta alle 8:50, ma anche nel pomeriggio, la sera, su Facebook, su YouTube, sul sito di Radio Libertà, nella sezione podcast, mi scaricate, in senso buono, la rassegna stampa e me la riascoltate negli orari in cui siete liberi. E so benissimo che anche la notizia che sto per leggervi vi interessa, è che vi devo portare su Repubblica. Penso di non averla mai fatta questa cosa, vi chiedo scusa umilmente. Dalla Stampa a Repubblica, ragazzi, mi vendo, è troppo tardi, li hanno già comprati, fortunati loro che qualcuno li vuole e ancora possono scrivere quello che scrivevano prima. Non sappiamo cosa succede a Radio DJ o Radio Capital, che trasmette bellissima musica, ma tra una canzoncina e l'altra era controgovernativa in maniera spudorata. Chissà cosa succederà in futuro. E il direttore delle radio, chissà, chi sarà mai? Parlerà forse greco? Andiamo su Repubblica, non scherzare Sammy Varin, solo perché te non ti compra nessuno, vero? Vero, siamo una radio troppo corsara, siamo gli unici che possono dire veramente quello che vogliamo e dobbiamo ringraziare la nostra direzione che ci permette a noi e a voi anche ascoltatori di dire quello che volete facendo un WhatsApp anche ora al 340 6709 659. La Repubblica, Israele, divieto shock, titola la Repubblica, ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa al Santo Sepolcro, ragioni di sicurezza, l'ira della Chiesa, il governo convoca l'ambasciatore, Netanyahu ci ripensa, accesso immediato. All'interno del quotidiano La Repubblica se ne parla naturalmente ancora meglio, con in Israele che impedisce a Pizzaballa di pregare al Santo Sepolcro, mai successo nulla di simile. E l'intervista con padre Olivier Poquillon, che dirige la scuola biblica francese di Gerusalemme. Vogliono colpire noi cattolici perché critichiamo la guerra. È possibile che sia stato un modo per fare pressione sulla Chiesa proprio mentre negli USA alcuni gruppi mettono in discussione l'attacco. Jacopo Scaramuzzi: sarebbe come impedire al Papa di accedere a San Giovanni in Laterano. Padre Olivier Poquillon, domenicano, è direttore dell'École biblique et archéologique française de Gerusalemme. Impedire al patriarca latino di accedere alla sua cattedrale, impedire di accedervi al custode di Terra Santa, che ha ricevuto dal Papa la responsabilità dei luoghi santi per i latini, è una completa rottura con tutte le consuetudini, senza alcuna ragione oggettiva in termini di pericolo. Gli israeliani hanno parlato di ragione di sicurezza, dice Repubblica.
al patriarcato che si trova a poche decine di metri di distanza, il pericolo è lo stesso. Qua mi fermo per invogliarvi a fare una cosa che magari non avete mai fatto in tutta la vostra vita: acquistare il quotidiano Repubblica, il cardinale del dialogo in conflitto con Netanyahu dopo gli orrori di Gaza. Ne parla Repubblica, pagina 3, dipingendo il ritratto di questo pizzaballa a lungo ritenuto troppo morbido nei confronti dello Stato ebraico. Con la guerra è entrato in rotta di collisione con il governo. Recentemente ha portato aiuti nella striscia, criticato aspramente il Board of Peace e perorato la causa dei due stati. Quindi gli hanno fatto lo scherzetto. Che ne pensate? 340 6709 659. L'ira di Meloni e Tajani, violata la libertà di culto, convocato l'ambasciatore, l'irritazione del Vaticano, il sospetto della ritorsione. Il cardinale Zuppi ha espresso solidarietà al collega e lo sdegno per un fatto doloroso per i tanti cristiani di quelle terre. Siamo sempre sul quotidiano La Repubblica, perché a pagina 10 si parla dell'idea di elezioni a ottobre. Sul rimpasto, tensione in Fratelli d'Italia, Salvini convoca il partito, Meloni prende tempo sul successore di Santanchè al turismo, sprint sulla riforma del Rosatellum, domani il via in commissione. Il ministero lasciato da Daniela non è mica al Viminale, sostiene la Premier, per giustificare una pausa di riflessione sul nome. Attenti, in taglio basso il colloquio di Lorenzo De Cicco con Armando Siri, che dice: le urne non sono un tabù, gli italiani ci ridaranno fiducia. Il capo dei dipartimenti della Lega e consigliere del vice premier non esclude la chiusura della legislatura. Le elezioni anticipate non sono un tabù, dice Armando Siri, braccio destro del vice premier Matteo Salvini, di cui è consigliere a Palazzo Chigi e capo dei dipartimenti della Lega. Dunque è un'opzione che piace in casa Lega? L'opzione urne? Risponde Siri: il governo ha lavorato bene in questi anni, in questi 4 anni quasi, e se fosse il caso non dovrebbe temere di poter chiedere agli italiani una rinnovata fiducia. Pesa la sconfitta nel referendum. Qual è stata la lezione per il centrodestra? Non credo che ci sia una lezione per il solo centrodestra. Il referendum ha smosso la parte più emotiva del paese, che non si è espressa tanto nel merito quanto su un disagio generalizzato legato soprattutto ai contesti internazionali. La pensa come me. Gli italiani non vogliono la guerra, le prove di forza, l'incrinatura del diritto internazionale, che oggi rischia di valere meno di zero. In un quadro di instabilità così forte, i cittadini si sono aggrappati alla Costituzione. È stato sbagliato insistere sulla riforma della giustizia, battaglia di Forza Italia fino alla sconfitta nelle urne? Risponde Siri. Non era una battaglia solo di Forza Italia, ma di civiltà e di modernità. Il sì avrebbe portato l'Italia a essere al pari della gran parte dei paesi europei. E l'autonomia che fine fa, scrive Repubblica, quando verranno firmate le intese con le regioni del nord? Risponde Armando Siri: l'autonomia deve andare avanti perché aiuta il paese, snellisce la burocrazia, consente a imprese e cittadini di avere risposte più rapide da parte delle istituzioni. L'intervista prosegue: ma dovete procurarvi il quotidiano Repubblica, anche magari per incontrare Crosetto, che viene intervistato a pagina 11 di Repubblica. No al voto anticipato finché c'è questa guerra. Archiviamo il referendum. Parla il ministro della difesa, cofondatore di Fratelli d'Italia. Le elezioni le teme di più la sinistra che noi. Sconfitti per Trump. Tesi ridicola. Ricordatevi che gli USA possono fare a meno dell'Italia e dell'Unione Europea. Noi senza di loro siamo un vaso di coccio. E ancora, Santanchè si è dimessa da innocente, Del Mastro imprudente, ma è un nemico giurato delle mafie. Questo ed altro sul quotidiano Repubblica. Esiste l'opzione di voto anticipato? Il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra, visto come si stanno muovendo
e viste le differenze totali tra di loro. Ma in questo momento il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto. Sto guardando se ci possono essere delle altre cose che vi interessano. Comunque ne parla il quotidiano La Repubblica. A pagina 13, pericolosamente ancora su Repubblica, si parla di incentivi. Il governo corre ai ripari, convocato il tavolo con le imprese. Il 1 aprile, vertice al Mimit sulla sforbiciata transizione 5.0, ma c'è il nodo risorse. Il documento di bilancio dopo la revisione dei dati Istat sul deficit, ora poco sopra il 3%. E si parla appunto di economia e di cosa bisognerà fare anche sul fronte benzina, perché i rincari hanno praticamente fatto sparire il taglio delle accise. Infine, oltre che a pagina 19 con il caso Salis che arriva in Parlamento, Piantedosi spieghi il controllo, pronta l'interrogazione di AVS mentre l'eurodeputata avvia un'azione a Bruxelles, faro sulle date, dall'alert scattato prima del corteo ai legami con Homermand, e gli investigatori tedeschi dopo i contatti con il gruppo estremista monitorano i suoi spostamenti ma non risulta indagata. La Salis, Ilaria, il fermo preventivo per 91 anarchici, Meloni norma giusta, ma vi volevo segnalare, altrimenti passerebbe silenziato, le idee a pagina 16 su Repubblica, l'articolo di Ilvo Diamanti, famoso sondaggista, la Lega di Bossi non può tornare, che dice in poche parole che con Umberto Bossi se n'è andato definitivamente un modello di partito che ha caratterizzato e attraversato l'Italia del Nord negli anni '80. Perché la Lega non può, la Lega famosa non può tornare? Perché? Perché praticamente la Lega è divenuta un partito normale, scrive Ilvo Diamanti, che non può più utilizzare il linguaggio di Bossi nei suoi bersagli esemplari, in particolare Roma ladrona. Perché? Sentite qui, ragazzi miei, qui abbiamo un secondo Tajani, signori, Ilvo Diamanti come Tajani, perché Roma è divenuta una sede e un rifugio anche per la Lega e per i suoi parlamentari, ragazzi. Deus ex machina, oggi assolutamente da leggere, fatene a meno, l'articolo di Ilvo Diamanti nella pagina delle idee, a pagina 16 di Repubblica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ci siamo amati o forse illusi, o siamo stati solo confusi. Il tuo profumo tra le lenzuola, la tua camicia lì sul letto, le scarpe nuove che mai hai messo, e chissà dove sarai adesso. Cuori franti in giro, ce ne sono tanti, pianti amari per un addio, proprio come il mio. Non so nemmeno come sia successo a noi ritrovarci qui, con i cuori infranti. Leggo un libro ma il sonno non arriva, spengo la luce ma resto sveglia, sento i tuoi passi nel corridoio ma non ti avvicini, ed io ci sto male. Ti
senza parole, cuori infranti in giro, ce ne sono tanti, pianti amari per un addio, proprio come il mio, non so nemmeno come sia successo a noi ritrovarci qui, con i cuori infranti, nel silenzio sento ancora la tua voce, parla piano ma fa più rumore, credevo il tempo potesse guarire, ma resta un vuoto che non vuole sparire. Cuori infranti ovunque, persi nelle notti, quanti sogni caduti giù, come il nostro ormai, non so nemmeno quando ci siamo persi noi, restando soli qui, con i cuori infranti. Quante volte li abbiamo avuti, i cuori infranti, poi però si rimette tutto a posto, se ne trova un'altra. Cuori infranti, Francesca Arrigoni, si è fatta notare nella storica manifestazione Cantabrianza Senior, arrivando prima, e ha fatto capolino anche qui in radio e pure su Rete 55 e sulla provincia di Lecco. Brava Francesca Arrigoni con Cuori infranti. Qui Parlamento. E abbiamo un po' tutti i cuori infranti, certamente, in queste ore, visto quello che è successo a Gerusalemme, ad esempio, ma non soltanto. Fatemi salutare il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buongiorno. Saluto a tutti. Allora, vediamo un po' da dove partiamo. No, senti, partiamo su quello che scrivono certi quotidiani in questi giorni, perché io, come si suol dire, cado dal pero. Allora, abbiamo perso il referendum sulla giustizia, è vero. Stiamo capendo che quelli che hanno alzato il culo dalla sedia, l'appello, Riccardo, lo facevo proprio io le altre settimane dicendo alziamo il culo, andate a votare, forse era meglio che non andavano visto come è andato, ma il motivo del voto è stato anche un altro, non tanto il referendum quanto una sensazione, una brutta vita che stiamo facendo in questi anni, una vera e propria protesta, forse non solo quindi il fattore del cambiare la giustizia, ma adesso che sta succedendo? Da un po' di giorni sui giornali si comincia a parlare, prima c'è stato il rimpastino e va bene, può capitare, che comunque ha fatto venire qualche dubbio, chissà perché hanno aspettato il risultato nefasto del referendum. Adesso si scrive di elezioni, l'idea di elezioni a ottobre sul rimpasto, tensioni in Fratelli d'Italia, Salvini convoca il partito, oggi qui in Bellerio, e l'intervista a Siri. Siamo però, attenzione, su Repubblica, le urne non sono un tabù, gli italiani ci ridaranno fiducia. Molinari, mi spieghi che cavolo sta accadendo che si comincia a parlare, ma quasi seriamente, tu dici, Repubblica, dovresti ridere leggendo questo quotidiano, ma anche su altri giornali non si scarta l'ipotesi di tornare al voto, ma c'è anche una carta che viene messa lì sul tavolo che dovrebbe scongiurare qualunque desiderio di voto, e la carta ha il volto di Luca Zaia. Qua mi fermo, vediamo la fotografia che scatta al capogruppo della Lega alla Camera. Riccardo. Beh, allora, la situazione è sicuramente molto confusa. Io poi penso che tu abbia fatto bene a fare l'appello al voto, perché parliamoci chiaro, se guardiamo i risultati del referendum dove c'è la Lega, cioè dove la Lega è più radicata, ha vinto il sì. Quindi noi il nostro lavoro sul referendum l'abbiamo fatto, e in tutto il nord ha vinto il sì, e sono evidentemente altri che non sono stati capaci di portare la gente a votare, o forse sono altri che hanno i loro elettori che hanno votato no, perché i dati sono inequivocabili. Ci sono regioni
del Mezzogiorno, che sono bacini di voti importanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia, dove ha stravinto il no. Mentre invece nelle regioni bacino della Lega si è vinto. Quindi sulla campagna referendaria noi abbiamo dato veramente tutto il possibile, ci siamo impegnati, anche se era una battaglia, diciamo, certamente di coalizione, ma era una riforma chiesta soprattutto da Forza Italia questa. Come è noto, la riforma che ha chiesto la Lega e principale per la Lega è quella dell'autonomia differenziata. Però era una riforma giusta, quindi noi ci siamo impegnati, abbiamo fatto tante le gazzebate, abbiamo fatto tanti incontri, poi i militanti che ci ascoltano lo sanno perché la struttura è stata sottoposta a un grande stress in queste settimane proprio per essere presenti sul territorio e fare campagna elettorale. E insomma, nei territori, ripeto, dove noi siamo più radicati, questo si è visto. Purtroppo si è perso, in politica può capitare. Certo è che la reazione ha lasciato abbastanza basiti tutti, perché come giustamente dicevi tu, Giorgia Meloni ha sempre detto non mi dimetto mai al voto, ora si parla forse tra le ipotesi di voto anticipato. Giorgia Meloni ha in qualche modo sempre tutelato, diciamo, i ministri e i sottosegretari che poi ora si sono dimessi, di cui ha chiesto le dimissioni. Io su questo non voglio dare giudizi, è una scelta tutta interna a Fratelli d'Italia, nel senso che sono tutti personaggi di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni evidentemente prima ha avuto un approccio garantista e dopo il referendum ha voluto dare uno scossone per una questione di opportunità. Io, ripeto, posso capire la questione di opportunità, evidentemente preferisce proseguire la legislatura senza prestare il fianco ad accuse. Dico solo questo, però, se noi abbiamo fatto una battaglia per il sì nel nome del garantismo, diciamo che è difficile da comprendere come è possibile che il giorno dopo che perdi il referendum tagli le teste e le butti in piazza. Diciamo che è un po' contraddittorio, no? E questo secondo me dà il metro della situazione di agitazione che c'è. In questa agitazione poi si fanno le ipotesi più disparate, quindi il rimpasto, il governo 2, però lei non vuole un governo un Meloni 2 perché vuole il record di durata del governo, e in questo discorso si inserisce quello che stavi dicendo alla fine, quindi l'ipotesi dell'ingresso di Zaia come ministro al turismo piuttosto che alle imprese, con uno scambio di Urso dall'impresa al turismo. Non so quanto ci sia di vero e quanto siano, diciamo, chiacchiere da giornale. Diciamo che le chiacchiere nascono perché c'è agitazione. Se dobbiamo capire poi le ragioni del perché si è perso il referendum, come dici tu, credo che il merito della riforma c'entri molto poco. La sinistra ha fatto una campagna politica contro il governo. Guarda, ancora ieri io ero a una fiera in Val Bordera dove tutti gli anni avrò parlato con 500-600 persone, e quelli che ho trovato di sinistra, diciamo schierati, che erano contenti per il referendum, ti dicevano: ecco, abbiamo sventato la dittatura, volevate mettere i magistrati sotto la politica, cosa assolutamente non vera. Cioè, hanno costruito una campagna elettorale su una cosa che nella riforma non c'era scritta, anzi c'era scritto esattamente il contrario. Quindi hanno fatto un'operazione di menzogna organizzata, di propaganda falsa, che purtroppo però era facile da capire ed è passata, mentre invece noi abbiamo fatto lo sforzo di spiegare i contenuti della riforma, e dei contenuti che sono anche complicati, perché voglio dire, chi non ha dei rudimenti di diritto, di giurisprudenza, giustamente può fare fatica a capire determinati concetti che sono molto tecnici, e purtroppo ha prevalso la propaganda falsa. Aggiungici il gasolio 2 euro e la crisi internazionale, per cui anche se il governo non c'entra niente, anzi sta cercando di fare il possibile per abbassare i costi, però quando sei al governo la gente poi se la prende col governo e la frittata è fatta. Io ci do questa lettura, poi col dato che ti ho detto anche prima, però, di regioni del centro-sud, bacini di centrodestra dove ha stravinto il no, e su quello ci sarà da capire perché quello è oggettivamente molto strano. Ecco, quindi cosa succederà onestamente non te lo so dire. Come ricordavi oggi avremo una segreteria politica nel pomeriggio e vediamo se lì sarà più chiaro cosa accadrà. Non credo onestamente che Giorgia Meloni voglia andare al voto anticipato, perché contraddirebbe se stessa. Ha sempre detto, anche in caso di sconfitta dal referendum, non mi dimetto. Se adesso facesse il contrario, tutto può essere, però mi sorprenderebbe, ecco, sarebbe strano. Chiaro. Intanto che parlavi sono arrivati tantissimi messaggi al 340-6709-659 a proposito di futuri candidati, magari proprio qui
in Lombardia per la presidenza e insomma come sono andati i referendum, diciamo che lasciare la Lombardia a qualcun altro che non sia della Lega sarebbe forse un errore, ma ne parleremo più avanti. Intanto salutiamo il Fatto Quotidiano che scrive buona Pasqua da Bibi, approfittiamo naturalmente per augurarti la buona Pasqua, non ci sentiremo lunedì prossimo, non ti faccio commentare quello che è accaduto nella Domenica delle Palme a Gerusalemme perché effettivamente spero che questa cosa rientri, si è cambiato idea, si è chiesto scusa, eccetera. Chiaramente adesso ci mancano solo i Propal con in mano la croce, Riccardo, ci manca la compilation, una roba del genere. Siamo al delirio, siamo al cortocircuito totale, ci pensavo anch'io ieri, sì. È proprio così. Propal con in mano la croce. Senti, succede qualcosa in questi ultimi giorni prima della pausa pasquale in Parlamento? Beh sì, abbiamo un provvedimento importante che è il decreto bollette che sarà approvato questa settimana dove come Lega avevamo presentato molti emendamenti migliorativi. Purtroppo diciamo che abbiamo trovato soddisfazione solo in un caso, diciamo dei grandi temi intendo, che è il tema delle centrali a carbone, dove abbiamo scongiurato che fossero chiuse le centrali a carbone che ci sono in Italia, perché diciamo che la realtà e la sicurezza energetica non può cedere all'ideologia green della Commissione Europea e della sinistra. Quindi questo è un risultato che abbiamo portato a casa. Abbiamo fatto anche altre battaglie sul biogas, sull'idroelettrico, diciamo che sono rinviate. Ecco, in questo momento il governo non è stato recettivo, ma riproporremo i nostri temi. Oltre a quello avremo poi delle mozioni sulle liste d'attesa in sanità, ma direi che il tema principale sarà il decreto bollette questa settimana. E noi naturalmente vi saremo dietro seguendo i lavori in Parlamento, nelle varie finestre del Qui Parlamento in ogni trasmissione. Grazie del tuo impegno, Riccardo Molinari, magari ci si incrocia in Bellerio questo pomeriggio. Buon lavoro, ma soprattutto buona Santa Pasqua. Buona Pasqua anche a te, Sammy, e a tutti gli ascoltatori, e se ci sei ci vediamo oggi. Ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora una volta il buongiorno. Sto per aprire le linee, chi volesse parlare in diretta può chiamare 0292947222, ma intanto il titolo del quotidiano Il Giornale è Messi in croce. Stop a Pizzaballa a Gerusalemme, l'ira della Meloni, poi le scuse di Netanyahu. L'opposizione cavalca la polemica per attaccare Israele ma ignora le persecuzioni islamiste. Insiste il quotidiano Il Giornale, dopo lo scoop, sulla questione Salis. Scoppia il caso sul suo assistente. Fratelli d'Italia chiede: è pregiudicato? Adesso chiarisca. Fermati 91 anarchici, plauso della Premier. Dopo il caso sui controlli in albergo e le rivelazioni del Giornale, il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli fa sapere che depositerà un'interrogazione parlamentare per sapere tutti i precedenti di Ivan Bonin, il collaboratore di Ilaria Salis al Parlamento europeo, che la accompagna nella trasferta romana in occasione della manifestazione No Kings. Siamo sul quotidiano Il Giornale e all'interno Santo Sepolcro vietato a Pizzaballa, ira della Meloni, le scuse di Israele, e il titolo grosso è La Pasqua di guerra. L'avviso agli agenti e lo stop in strada, la spinta di Leone, siamo con voi. Pizzaballa alla polizia, nella Basilica non si può vietare la celebrazione. I contatti con la segreteria di Stato, nuove tensioni, Tel Aviv, Santa Sede. E poi tutta la banda è finita nei guai, mentre la Salis è ormai una star. Sembra una canzone, eh? Gli altri compagni sono stati arrestati o condannati per violenze in Europa. Il nuovo caso Salis, che è la vista protagonista di questo controllo da parte delle forze di polizia della capitale sabato mattina, è riconducibile a un filone ben preciso che origina da indagini tedesche. L'europarlamentare infatti non ha subito una perquisizione come da lei sostenuta,
sostenuto, perché le forze dell'ordine, essendosi resi conto che si trattava della candidata di AVS, dopo averla identificata non sono entrati nella sua camera d'albergo, e il tutto nasce da un alert giunto all'Italia in quanto paese dell'area Schengen e scaturito dal fatto che la Germania avrebbe inserito la paladina dei centri sociali nella lista dei soggetti sospettati. 0292947222. È arrivato il momento di sentire le vostre voci. Sentiamo chi vuole commentare le notizie del giorno. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, abbiamo capito adesso a cosa servono tutti i milioni di immigrati che sono entrati nel nostro paese: a modificare l'esito delle elezioni, che siano referendarie, che siano politiche, che siano amministrative. Però tutta questa gente che non ha niente a che fare con noi, anche perché molti di loro, se di religione non cattolica, di integrarsi con noi non ne hanno alcuna voglia, quindi servono alla sinistra. Diciamolo ai nostri amici di sinistra o parenti di sinistra che magari adesso mugugliano per un discorso anche di sicurezza. Una seconda cosa riguardante il sud. Tu sai che io ho mia moglie calabrese. Sì. Una quindicina di giorni fa sono stato in Calabria per questioni familiari. Sarà molto difficile che noi riusciamo a lombardizzare, come dici tu, il sud, perché soprattutto nelle campagne c'è veramente un modo molto diverso dal nostro di interpretare la vita. Per certi versi sicuramente vivono meglio di noi, perché non hanno la frenesia del nord, però è chiaro, non riescono a concepire il nostro modo di prendere la vita, perché lo prendono tutto in maniera molto più morbida. Ultima cosa riguardo al referendum, sul ministro comunque di chi era, Cirielli, chi cavolo chi fosse, Sì. che diceva che era un discorso di informazione. Guarda, io ne ho avuto un esempio giù in Calabria, quando alcuni parenti di mia moglie mi hanno chiesto che cosa fare nel referendum. Io ci sono andato la settimana antecedente al referendum, sapendo che io un pochino di politica ci mastico. Mi hanno chiesto: Marco, mi spieghi per piacere perché dovremmo votare sì o no al referendum? Ma io gliel'ho spiegato e loro hanno capito, ma non perché sono bravo io, perché gliel'ho spiegato in maniera estremamente semplice. Ma sai quanta gente non ha la possibilità di avere un parente, un amico altrettanto ferrato per spiegargli certi temi molto complessi come era quello della giustizia? Ciao Sammy, grazie. Grazie a te. E certo, voi che ci state seguendo in questo momento avete questa fortuna, tra virgolette, di ascoltare una radio che cerca di spiegare la politica, cosa è quasi impossibile, ma a volte un pochino ci riusciamo. Per questo che vi dico, condividete se potete questa rassegna stampa sulla vostra pagina Facebook o inviatela tramite WhatsApp a parenti e amici in giro per l'Italia. Cerchiamo di capire qualcosa di questa politica senza avere in tasca la verità, ragazzi miei. Non vi imponiamo nessuna verità, ma cerco ogni mattina di mettervi sul tavolo quelli che penso siano argomenti importanti, e poi per il resto lombardizzare il sud, come dice oggi il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana su un quotidiano. Calabrizzare il nord, mi sa che siamo più vicini a questa situazione. Meglio calabrizzare o musulmanizzare il nord? 340-6709-659. C'è Vincent che mi taglia la replica della rassegna stampa quest'oggi. Sto per prendere altre chiamate, ma vi ricordo oggi sul quotidiano Il Giornale il retroscena: niente voto anticipato, sarà un mini rimpasto per il turismo, le ipotesi di Caramanna o Zaia, dopo Del Mastro le deleghe a Sisto e Ostellari, ok? Se ne è parlato venerdì sera alla cena col vice premier Tajani e Matteo Salvini, ma ricordiamo che questo pomeriggio ci si ritrova qui in Bellerio per un federale. Chissà cosa si deciderà. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, oltre all'elenco che ha fatto lei di Zaia ed altri, io ci metterei dentro Guido Guidesi, che è l'assessore dello sviluppo economico in Regione Lombardia. Vero? Mettiamoci dentro anche un bergamasco, signor Sammy. Allora, io ho chiamato per questo, che non c'entra niente con il suo
come si dice, Argomentazione, sì, argomenti di argomento. stamattina. Allora, signor Semmi, troppi uomini senza qualità. Allora, non so se qualcuno ha letto L'uomo senza qualità di R. Musil, è un romanzo del Novecento che descrive la crisi di un uomo alla vigilia di un importante conflitto mondiale. Spero che qualcuno l'abbia letto, se no pazienza, io adesso le dico il contenuto. L'uomo senza qualità, signor Semmi, di oggi invece sono le centinaia, forse migliaia di uomini e donne che, presi da, dico io, un irrefrenabile desiderio di potere, fanno di tutto per conquistarsi un effimero posto in prima fila, pur non avendone titoli, secondo me, e capacità, ma solo grazie ad appartenenze ed amicizie di vario genere. Il merito, questo, signor Semmi, sconosciuto, non viene quasi mai considerato, anche se fosse considerato viene osteggiato da una marea di uomini e donne di modesto livello che, vuoi per invidia, vuoi per convenienza, preferiscono che le cose rimangano così come sono, però poi i risultati si vedono. Tutto qua, io lo saluto e una buona settimana. Sempre grazie, buona settimana e buona Pasqua. Intanto che arrivano altre chiamate allo 0292 947222 per parlare in diretta con me, sempre a pagina 11 del quotidiano Il Giornale, la Lega rilancia la proposta di legge no ai social per gli under 14, chi ha meno di 14 anni. Gli ultimi fatti di cronaca riportano in primo piano l'idea di proibire l'utilizzo dei social, tra cui Telegram, sfruttato proprio da quel minore che in provincia di Bergamo ha coltellato la propria insegnante di francese, da parte dei minori di 14 anni. Da tempo associazioni di consumatori e di genitori chiedono un giro di vite contro l'utilizzo pervasivo dei social, fino ad arrivare sul finire dell'anno passato a Torino a una class action nei confronti di Meta, di Facebook. Nello stesso periodo la Lega ha presentato un disegno di legge, prima firmataria Erika Stefani, per impedire appunto l'utilizzo dei social media ai minori di 14 anni. Il testo prevede il divieto assoluto di utilizzo delle piattaforme social per i minori di 14 anni senza alcuna possibilità di deroga. Per la fascia di età compresa tra i 14 e i 16 anni, l'accesso ai social come Facebook, TikTok, X e Instagram sarà consentito esclusivamente previa acquisizione del consenso dei tutori legali. I genitori dovranno quindi autorizzare esplicitamente i propri figli adolescenti prima che questi possano utilizzare le piattaforme digitali. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Pronto, mi senti? Ciao, chiamo da Buongiorno, Trieste. ciao. Allora, 3 anni fa, quando la destra ha vinto le elezioni, c'è stata una giravolta, logicamente forse per convenienza, perché in caso avessimo avuto lo spread a 1000. Però adesso questo referendum ci ha fatto capire che bisogna pensare anche all'Italia. Stacchiamoci da questa Europa, cerchiamo di staccarci almeno in qualche modo da questa Europa, riprendiamo i contatti con la Russia, uniamo tutte le risorse, lasciamo perdere il ponte, usiamo quei soldi per l'economia, sfruttiamo il carbone perché gli altri lo sfruttano, le nostre risorse di gas, perché sennò veramente siamo messi male. Fra 1 anno e mezzo io non so cosa succede. Il governo logicamente non si deve dimettere, che vada avanti, però che pensi agli italiani e alla sicurezza. Ciao. Grazie. Il Tempo, 5 domande alla Salis più 1. La smemorata Ilaria, scrive oggi il quotidiano Il Tempo. Tutto quello che non torna nella versione dell'eurodeputata. Sapeva dell'alert Schengen della Germania? Perché parla di controllo di un'ora? Domandone finale, sapeva che non si può assumere a Bruxelles il partner stabile? Punto di domanda. Questa la prima pagina del quotidiano Il Tempo con l'editoriale di Daniele Capezzone, idee per crescere, cestinare il patto di stabilità UE. E naturalmente le palme della discordia, no all'ingresso per Pizzaballa a Santo Sepolcro, ma era vietato a causa dei missili iraniani. E lo sapeva, scrive oggi
il quotidiano Il Tempo. All'interno, a pagina 2 e 3, appunto le 5 domande a Salis più una, la versione dell'eurodeputata non torna, la questura ne ha fornita una diversa, e poi l'ultimo infortunio di Ilaria, la passionaria, il fidanzato nello staff. In camera con lei c'era il compagno condannato Ivan Bonin, suo assistente parlamentare, ma le regole lo impedirebbero. Se vi interessa, oggi c'è un doppio paginone quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che poi naturalmente dedica ampio spazio anche alle palme della discordia. 0292947222. In questo momento le linee sono libere, ragazzi, approfittatene. Lo so che quando fa così non è vero che sono libere, ma vuol dire che si è creato un ingorgo. Formate lentamente il numero 0292947222, ma intanto c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Uela. Questa santificazione di Zaia proprio non la concepisco. Non si può essere buoni per tutti. È una cosa allucinante. Ecco, io Zaia invece lo vedrei come direttore marketing di una casa farmaceutica. Addirittura, esagera. Perché quello che ha fatto con i vaccini Zaia non è stato bello da vedere. Spingere sempre su questi vaccini, affidarsi dei consulenti che non leggevano neanche le carte dell'ISS, come faceva il sottoscritto, dalla quale verificava che i morti non erano per Covid, erano con Covid, e mediamente avevano 3,6 patologie cada uno di queste persone morte. Ciao, grazie caro, penso che sulla questione vaccini ci siamo accorti tutti di avere esagerato, di avere anche sbagliato, e certo a questo punto dovremmo eliminare il 90% della politica. Mercosur e India e Australia, avete sentito battere i pugni sul tavolo dei delegati italiani? Forse difendono i bei stipendi, ma non si può dirlo. Ma su Fitto, guardate i miei messaggi su Fitto, bravo a curare i suoi interessi, non quelli degli italiani. E poi l'ufficio delle dogane a Liegi e non in Italia, e la Bolkestein per i mercati e bagni. La Spagna ha fatto, e noi sempre parole. Capite perché c'è scetticismo leggendo promesse elettorali? Ancora, ho sentito che il Veneto è produttore di primo piano di prodotti ovicoli che vaccinerà le galline con vaccino a mRNA. Sarà meglio comprare le uova e i polli dall'estero piuttosto che dal Veneto. E ancora, a Gerusalemme era in corso un bombardamento. Che buffone, pizza balla. E poi la Salis, punto di domanda. Ancora, Agostino, quello fatto a Don Pizzaballa è simile a quanto fatto a noi cristiani durante il periodo delle punturine di Stato. Di che cosa ci sorprendiamo? Sergio da Trento, che ci scrive per la prima volta: quanta ipocrisia per la limitazione a Monsignor Pizzaballa. Si sono già dimenticati la chiusura delle chiese durante il lockdown e i carabinieri che interrompono la messa, il tutto per il DPCM? Ancora WhatsApp, dai, forza, sputtaniamo anche Zaia. Che geni! Un messaggio audio sul cursore, che dice questo? Ciao Sammy, Pietro. Ui. È proprio vero che noi italiani abbiamo la memoria corta. Nel 2022, quando è iniziata la guerra Russia-Ucraina, il gasolio era andato a 2,40, ma tanta gente non si ricorda più. Peggio di adesso. Ciao. Grazie caro. E poi su Siri non credere a elezioni anticipate, il Colle metterà ancora governo tecnico e tirerà sempre più in là, ci scrive Pietro. Buongiorno, una riflessione: come mai nel sud Italia lo spoglio del referendum è stato più veloce del solito? Di solito si attendono tempi biblici. Era comunque facilino, faciletto, insomma c'era un sì, c'era un no. Buongiorno Sammy, Luca da Brescia. Ricordo un tempo nel quale vi erano regole: chiamare una volta a settimana, per un minuto poco più. Invece ogni giorno, in ogni trasmissione, sempre le stesse persone, noiose, ripetitive, con proclami scritti a tavolino la sera prima, sempre distanti dall'argomento del momento. Si riferisce alla Lisetta? Ma no, caro Luca, ci mancherebbe, noi siamo aperti a tutti, poi ci sono quelli che riescono più facilmente a prendere la linea, altri no. Te lo ricordi Ortelli che memoria aveva con i radioascoltatori? Come no? Lo salutiamo caramente, il grande Ortelli, è andato a lavorare in Svizzera, guadagna 100 volte quanto noi, e lui si incazzava moltissimo e vi trattava da schifo voi ascoltatori, ma a volte insomma giustamente
ci manca anche la violenza, la virulenza verbale. La parola radice di tutti i mali? Sostenibilità. Ma perché, Ilaria, la vezzeggiamo? Punto di domanda. E me ne vado? Sì che me ne vado. Dai, sono le 9.33 e Sammy Varin vi ringrazia come sempre per il gentile ascolto, ma è una minaccia. Io ritorno più tardi alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.